io mi ricordo quando ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulle spalla. Antonello Venditti ieri sera in concerto al Teatro Valle dei Templi di Agrigento per la 22esima tappa dell'Unica Tour 2012, una tournée iniziata l'8 marzo 2012 al Pala Lottomatica di Roma, giorno in cui Venditti ha festeggiato con tutti i suoi fans e alcuni ospiti d'eccezione il suo 63esimo compleanno. In questa nuova avventura live il cantautore romano ha proposto ai suoi fans i brani dell'ultimo album Unica e i maggiori successi degli ultimi 40 anni. Oggi che il mondo va indietro, ha affermato l'Antonello Nazionale, le mie canzoni sono attualissime. Questa è una delle ragioni per cui durante il tour Venditti sceglie di incidere un nuovo album live in cui ripropone i suoi cavalli di battaglia. Il nuovo CD sarà intitolato Io, l'orchestra, le donne e l'amore e uscirà il prossimo ottobre. Ci vorrebbe un amico per dimenticare tutto il male. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. Venditti torna ad esibirsi ad Agrigento a ridosso delle colonne doriche dopo 11 anni ed apre il suo sipario con il brano Unica. Uno spettacolo concerto, quello di ieri sera, in cui ricorda l'amico e collega Lucio Dalla, scomparso quest'anno, e ripercorre le tappe della sua vita personale e artistica. Non fa mistero neanche del suo pensiero politico, senza peli sulla lingua contesta Berlusconi e Napolitano, e lo fa prima di cantare In questo mondo di ladri. Poi un inno alla libertà politica e libertà dalla mafia, col brano E allora canta. Chiude infine il concerto senza bis. Noi figli